Amici bellini, guardate un po', è martedì, pensate un pochino alle cose assurde del calcio, cioè noi andiamo a fare un'analisi, non lo so quanti video escono oggi, analisi delle parole di Spalletti, il VAR rivista, perché poi il Milan si è lamentato molto, vediamo cosa succede proprio a livello proprio organico, proprio organicamente, vediamo quanti video escono, può essere uno solo, perché poi sono tanti, cominciamo! Allora, amici bellini, no, perché mi piace dire le cose come stanno, lo sapete. Benvenuto Luis Marquez, benvenuto, penso che sia roba di Lozano. Messicani, a me, tornate, Lozano è tornato e ha segnato una doppietta e dobbiamo parlare anche di cose di campo. Però è inevitabile. Allora, mettete un like prima. Mettetelo prima anche i lurcatori che vi trovate qui a passare, mettetelo prima perché poi dalle cose che sto per dire usciranno dei dislike. Lo so perché purtroppo ieri c'è stata la sommossa popolare dell'Italia intera, perché non solo i tifosi del Milan ma anche i tifosi di altre squadre, ma che scandalo il campionato falsato eccetera eccetera, e la mia risposta deve essere first time? È la prima volta che vi succede? Di solito succede al contrario alle squadre più potenti e quindi è successa una cosa che non vi è piaciuta. Benissimo, e la affrontiamo, la possiamo analizzare l'episodio nello specifico, dove l'arbitro chiama il fallo forse con troppa fretta e non lascia proseguire l'azione. Ci sono degli esempi ma proprio recentissimi, no? La Roma con la Juventus, vabbè. Però se vogliamo analizzare l'episodio nello specifico, io ho sentito le scuse dell'Aia che non sono mancate, io ho sentito Pioli parlare che dice forse non era neanche fallo, non avrebbe dovuto chiamarlo. Allora questa è la cosa che io devo sottolineare. Sentite bene, facciamo una cosa diversa, dato che io non posso farvi vedere le immagini, se no ci bannano. A rallenti, sentite bene. Ed è qui che poi segna al rallentatore. Perché? Perché voi dovete sentire l'urlo che dà Rebic. L'urlo clamoroso che da Rebic, praticamente gli hanno spezzato tibia, perone e caviglia, perché ha gridato come un ossesso, perché avrebbe fatto comodo una punizione dal limite dell'area al 90°. Mettiamolo a velocità normale, perché così magari voi non lo capite. Ok, mettiamolo a velocità normale un attimo. Rebic and then Messias! Ma è troppo tardi perché ha già fischiato l'arbitro. Che cosa succede, ragazzi? I nuovi non lo sapranno, i vecchi lo sanno. Io che cosa vi sto dicendo da 1 anno e mezzo? Che la dobbiamo smettere con le simulazioni, che la dobbiamo smettere con questi urli disumani quando non venite nemmeno toccati, e la dovete smettere con le mani in faccia quando venite toccati qua, un pochino sotto alla spalla, nell'occhio. Dovete smettere, e lo sto dicendo da 1 anno e mezzo, perché poi ce la pigliamo con gli arbitri, ma voi 22 giocatori in campo, i panchine comprese di tutte le squadre, non fate altro che cercare di ingannare l'arbitro. Rebic, è colpa tua. L'hai ingannato l'arbitro. Questo effettivamente, se poi andiamo a vedere i rallenti, andatevi a rivedere la cosa, il difensore dello Spezia anticipa Rebic, gli tocca il pallone e non lo tocca proprio. Probabilmente il contatto avviene perché Rebic sta tirando e tirando colpisce il piede del difensore dello Spezia che gli ha anticipato il pallone, che gli ha preso il pallone. Ma Rebic che fa? Hai ingannato l'arbitro, ce l'hai fatta, l'arbitro ha fischiato subito perché era troppo clamoroso l'urlo e ti sei preso il calcio di punizione. Quindi non vi venite a lamentare che il campionato è falsato e che questa è una decisione clamorosa. L'arbitro ha sbagliato perché non era neanche fallo. L'arbitro doveva lasciar correre perché non era fallo su Rebic e sarebbe stato gol il Milan eccetera eccetera. Abbiate bontà.
mettete i dislike, disiscrivetevi dal canale, non ha importanza. Questa è la cosa che dobbiamo dire, io questa è la cosa che voglio sentire. Non voglio sentire che l'arbitro chiede scusa, non era fallo. Non era fallo, l'errore è quello. Quindi l'AIA deve chiedere scusa perché ha chiamato un fallo che non era fallo, era azione regolare dello Spezia. Anzi, fallo di Rebic, come si è dato il fallo di Koulibaly su Messi quando lui cerca di colpire il pallone, Messi si mette davanti. È così che funziona. Quindi non vi lamentate e insegnate, voi tifosi, e insegnate ai vostri giocatori a non simulare. Perché poi cambia tutto, perché poi se poi vogliamo parlare degli errori arbitrali è inutile tornare indietro all'annata di Ancelotti dove è successo la qualunque, dove praticamente l'Atalanta c'era il rigore per noi, poi si cambia lato e segnano gli altri. Gli esempi sono talmente tanti che non ha più nemmeno senso recuperarli. Vogliamo tornare al passato recente. Ieri c'è un rosso su Mario Rui clamoroso. Mario Rui con gamba tesa, proprio gamba tesa. Ma quello non l'ha preso, signori, non l'ha preso. Mario Rui dice scusa, proprio con calma. Mario Rui, il rissoso, dice scusa, guarda, giusto per sfizio, ma lo vedi che cosa mi ha fatto? Cioè si vede proprio il buco con il rossore del tacchetto. Cioè una roba che vabbè, primo come minimo rosso, neanche il giallo ha dato. Poi c'è il rosso sulla il piede a martello, la calpestata di caviglia su Lozano. Lasciamo perdere. E poi c'è il rigore su Fabian clamoroso. Se vogliamo parlare del VAR rivista, perché piano sempre col lamentarsi degli arbitri eccetera eccetera, perché abbiamo molto di peggio, abbiamo visto molto di peggio e oltretutto è dal 1926 che ci insegnano che l'arbitro è l'alibi dei perdenti e che l'arbitro è umano e può sbagliare come sbagliano i giocatori, sbagliano gli arbitri. E beh, l'arbitro Serra, come si chiama? Ha sbagliato, non era fallo su Rebic. Grave errore voler dare un calcio piazzato dal limite al Milan al 90esimo, grave errore. E poi si perde la testa, poi succede l'impossibile, l'imponderabile. Provedel fa altre due parate attraverso palo, il contropiede e il gol di Giasu che fa l'esultanza di Cristiano Ronaldo. Capita al Napoli che si perde con lo Spezia, qualcuno poi esulta, godo i salernitani che esultavano, va bene, capita anche al Milan. E capita il secondo anno a Milano come al Napoli, quindi sono corsi e ricorsi storici. Spalletti, volendo parlare, perché poi dobbiamo fare un video a parte per l'analisi tattica, perché io devo allattare perché ci sono delle cose che non mi sono piaciute e restano, però ci sono anche delle cose bellissime che ha fatto il Napoli contro il Bologna e dobbiamo sottolinearle. C'ho proprio gli screenshot proprio freschissimi. Però Spalletti dà ragione a me, dovete darmi atto che la mia reazione nella reaction dove dico brutti e vincenti, dove dico non sono contento, ragazzi, è tra un pochino l'intervista dove dice effettivamente quello che non abbiamo fatto e la conferenza in piedi, proprio quasi la fretta di andarsene. E Spalletti lo dice bene, allunghi i tratti bene perché noi sappiamo girare il pallone, sappiamo così, ma non siamo squadra da contrasti. Quindi Spalletti insiste e lo ripete ad ogni domanda ripeterà questo. Dice non benissimo in uscita nell'ultima fase, ci siamo abbassati troppo e non abbiamo nemmeno tentato a reimpostare un'uscita fatta bene. Noi non siamo squadra che si sa difendere, non siamo squadra che va a fare la lotta all'arma bianca. Il Napoli bianca, non bianda. Il Napoli deve giocare a pallone e deve puntare sempre ad attaccare e a vincere, altrimenti andiamo in difficoltà. E io devo dire una cosa, mi dispiace per i tifosi del Bologna, ma il Napoli ha vinto la partita con talento, non con atteggiamento. Grande primo tempo, va bene, il finale però è amaro. Si vince per manifesta inferiorità del Bologna, perché poi l'azione loro ce l'hanno, ma ne parleremo nell'analisi tattica più tardi. No, non c'è fretta. Quindi in uscita ci siamo abbassati troppo eccetera eccetera. Gli chiedono di Osimhen, bene che ha messo minutaggio giustamente, però anche lui scivolava. E poi gli piace ricordare Fabian alla Spalletti. Fabian fa la differenza, perché fa la prima se vuoi entrare nelle prime 4, perché chi deve entrare nelle prime 4 deve avere la fisicità, lo spessore mentale e certo, ma anche la forza fisica di Fabian, perché tu devi mettere quei centimetri là, quei muscoli, e si sono fatti sentire, ragazzi. È un po' lezioso nel finale come gli altri, ma si sono fatti sentire.
La classifica, allora facciamo sentire anche questa cosa perché è divertente ma è anche clamorosa. La facciamo vedere alle mie spalle, aspetta. Il Napoli deve dare a giocare le partite senza avere punti di vista su quello che deve essere la classifica, la non classifica. Noi abbiamo l'ambizione di lottare per la quarta posizione, perché siamo qui per questo, e poi di giocare bene ogni partita ci passa davanti. Quello dobbiamo fare. Se si è visto la partita di ieri si capisce poi quello che deve essere la fisicità, la roba di lotta che ci vuole durante i 90 minuti e sopra metterci anche della qualità, perché sennò contro quelle squadre lì poi si perde. Ed è in questo momento che Valerio Fluido cominciò a parlare a microfono spento e cominciò anche a scaldarsi, a fare dei discorsi strani. Ma insomma sono cose che capitano. Alla fine quello che si è detto che bisognava giocare uomo contro uomo. Il Napoli deve imparare a giocare uomo contro uomo, che serve la fisicità, l'Atalanta-Inter, voi vi volete spiegare il tweet, eccetera. Ma alla fine lui si sta sfogando, lasciatelo sfogare, dobbiamo fare analisi tattica. Vai, facciamo questo cambio. Dobbiamo andare a fare l'analisi tattica, quello che si è detto, va bene, serve la fisicità, serve capire che se non sai giocare uomo contro uomo come ti ha costretto il Bologna alla fine, devi tenere il pallone in mano e devi uscire bene, devi proporre sempre gioco. Il Napoli non sa spegnere la partita, non la sa addormentare e non sappiamo nemmeno difenderci, sai, col coltello tra i denti all'arma bianca. Non lo sappiamo fare, Spalletti lo ha notato, lo ha sottolineato, ci legge nel pensiero. Io sono contento di non dirvi cose stupide, sbagliate o inventate. Se poi volete che io vi dica Napoli, Amazon, primo acquisto Tagliafico, Bezos lo porta in braccio lui, mi pare improbabile e mi pare anche divertente dover parlare di una notizia che poi se ne parla l'anno prossimo, no, se ne parla tra 2 anni, no, tra 4 anni, niente di me. Bezos, se vuole comprarsi il Napoli, viene un attimo dalla mano a De Laurentiis, diventa di ghiaccio De Laurentiis, improvvisamente tutto diventa dorato. De Laurentiis si può comprare una piccola casa di cinematografica seria, più grande della sua. Ragazzi, se Bezos lo vuole fare lo fa, si accende una sigaretta e ha comprato il Napoli, il secondo Porto, il primo Porto, la squadra di Porto e il vino di Oporto. Non penso che avverrà. Se poi ci vogliamo credere perché vogliamo sognare, il secondo uomo più ricco al mondo, divertiamoci, ma non venite a chiedermi allora è fatta. Se è fatta lo scopriremo quando è fatta, ma non è fatta, perché poi dobbiamo sempre aspettare. Voi vi dovete chiedere il perché. Chiedetevi semplicemente il perché. Cosa deve fare Amazon a Napoli? Deve incrementare il commercio. Amazon a Napoli ci arriva. L'Italia, gli piace l'Italia, si vuole comprare l'Italia per farne la sua penisola personale. Può essere, ma si può comprare anche la Lazio, non c'è detto che si deve comprare il Napoli. Ma perché il Napoli è in vendita? Ne parliamo poi. Analisi tattica, dai, tra qualche ora l'analisi tattica, non parliamo di stupidi, parliamo di campo, che la palla è rotonda e si sa che non segni se la prendi troppo bene. Diceva un amico, sì, Messico 86, una canzone interessante. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi scordo, l'aveva detto il mio collega prima e poi senza microfono succede anche questo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.